una cosa per volta, ragazzi. Io mi sto occupando di commissariamenti di cantieri per quanto Ma riguarda... quando si farà il congresso regionale, secondo lei? Adesso finiamo quelli provinciali. Ma prima o però- dopo le amministrative? No, le amministrative sono dopodomani, ragazzi. Le Quindi amministrative dopo? sono il 14 maggio. Dobbiamo fare ancora dei congressi provinciali. Sollecitato dai giornalisti a margine dell'incontro sulle Olimpiadi Milano-Cortina, Matteo Salvini torna sul congresso regionale della Lega, quello che eleggerà il prossimo segretario del partito dopo anni di commissariamento, ed è una risposta che gela le aspettative di chi auspica che, terminati i congressi provinciali, manca solo Vicenza che voterà domenica prossima, si possa finalmente dar voce ai militanti. In prima fila nel chiedere il congresso subito l'assessore regionale Roberto Marcato. Chiudiamo la fase dei congressi provinciali, un minuto dopo si può andare al congresso regionale, quindi io spero che a marzo si vada al congresso regionale, non c'è nessun motivo per non fare il congresso regionale, a meno che qualcuno non abbia paura, così come hanno avuto paura di fare i congressi provinciali, non abbia paura di fare il congresso regionale. Di mesi invece, stando alle parole di Salvini, ne dovranno ancora passare diversi. Un congresso che al momento vede candidato alla segreteria regionale proprio l'assessore Marcato, che sfida il commissario uscente Alberto Stefani. Indiscrezioni parlano anche di un terzo nome, quello del trevigiano Franco Manzato, ma nulla di ufficiale al momento. Tant'è, quanto pare, di tempo per definire i giochi ce ne sarà ancora parecchio. Non capisco per quale motivo si trovino sempre delle scuse per non dare la parola ai militanti. È una cosa che non... Poi vince uno, vince l'altro, ma ok, a posto, ma diamo la parola ai militanti.